Con l'alzabandiera nel cortile dell'ex caserma Montegrappa, uno dei simboli dell'alpinità bassanese, prende ufficialmente il via la quinta edizione del campo scuola alpino rivolto a giovani tra i 17 e i 24 anni che arrivano da tutta Italia. Quest'anno massiccia la partecipazione che vede impegnati 52 tra ragazze e ragazzi che per 2 settimane saranno impegnati in varie attività alla scoperta dei luoghi e della storia dove si combatté la Grande Guerra, ma soprattutto della bellezza della condivisione. Sono anche abbastanza orgogliosamente emozionato perché vuol dire che stiamo lavorando bene nel territorio della sezione. Il fatto che metà dei giovani che sono qui siano proprio del territorio nostro vuol dire che la sezione è presente, è viva e sa trasmettere segnali importanti e valori ancora più importanti. Un campo impegnativo, un campo che quest'anno ci vede praticamente impegnati in un'escursione di una settimana intera e affronteremo questa escursione partendo da Cavaso del Tomba, Monte Tomba, saliremo su Cima Grappa, passeremo per Enego, faremo il Castello di San Marco e poi con varie attività ancora sul territorio per poi concludere a Gaglio e rientrare finalmente di nuovo qua. Non mancherà la fatica, non mancherà qualche momento di sconforto, ma insieme, ne sono convinti gli organizzatori, potranno superare tutto. L'anno scorso avevo già partecipato qui a Bassano e è stata un'esperienza indimenticabile che mi ha segnato tanto e quindi ho deciso di tornare qui e rivivere la stessa esperienza. Cos'è che ti ha allettato di questa sfida? Dormire in tenda, non l'ho mai fatto, quindi potrebbe essere una bella esperienza, magari da riproporre. La consiglio molto a tutti gli ascoltatori. Ma ti piacerebbe seguire come anche occupazione, come lavoro, il mondo militare? Sì. Mi ha catturato soprattutto la conoscenza in ambito tecnico e culturale, ma anche della natura, delle nostre montagne, ma anche in generale la passione che hanno i volontari che offrono le loro vacanze, i loro giorni per questo campo, sì. Questo mi ha colpito soprattutto. L'augurio che faccio loro è quella di vivere completamente, proprio immergersi completamente in questa che sarà una straordinaria esperienza.